Lessigna è dove sono nato, dove ho vissuto, dove sto vivendo, dove spero di vivere ancora per tanti anni, essere presente per tanti anni, tutte le emozioni, tutti i profumi, gli odori, i rumori che sento quando mi alzo, quando lavoro di giorno, quando vado a casa la sera. La Lessigna è questo. Non è ancora stata conosciuta dalla maggior parte in tutte le sue piccole sfaccettature, che il turista non può vedere, ma può imparare a conoscere se viene qua anche non solo il sabato e domenica. Ma per conoscere bene la Lessigna vorrebbe che il turista venisse al martedì o al mercoledì. Allora comincia a vedere la Lessigna vera, quello che c'è, che è bellissima. E dopo è bellissima d'autunno. A me piace tantissimo la Lessigna d'autunno. Bella d'estate, bella primavera, tutto, però i colori dell'autunno e Lessigna sono una cosa fenomenale. Non c'è Van Gogh, non c'è Gauguin, non c'è niente che tenga. Per farti un esempio anche, tutti quanti vanno a camminare in altura, bella la camminata in San Giorgio, Castelberto, Rifugio Prima, cioè tutti quei posti ormai classici delle camminate, tutte queste belle passeggiate, però nessuno si ferma 2 chilometri prima a infilarsi in tutte quelle piccole contrade, contradine semi abbandonate, dove ci sta ancora l'anziano perché non vuole più lasciare la sua casa nativa, e cominci a vedere delle piccole situazioni, realtà architettoniche che si stagliano lì in mezzo, la porta di colore diverso, la pietra un po' più logora, cioè tutte cose che non vedi, in giro vedi tutto il bello, tutto perfetto, tutto anche magari antico, però rimesso a nuovo e ordinato. Lì vedi la realtà, il contrasto della Lessigna, quella che vorremmo che ci fosse sempre, e quella che c'è e quella che c'era, che bisogna rimettere a posto. Mi piacerebbe, sai cosa? Che i miei figli potessero rivivere tutte le emozioni che ho rivissuto io quando ero bambino. Tutte quelle semplici e genuine emozioni che ho vissuto quando ero bambino. Sto solo lì.